Buongiorno a tutti, siamo arrivati alla decima e ultima puntata di questa carrellata di incontri sulla transizione ecologica. L'abbiamo fatto con graditi ospiti molto professionali, molto esperti del settore e abbiamo parlato di recupero di risorse dai rifiuti, economia circolare, riduzione dell'inquinamento, riduzione dei consumi, consumo di acqua, consumo di energia e l'abbiamo fatto sempre con una matrice di carattere tecnico-scientifico, e anche parlando di le nuove figure che il mondo accademico sta cercando di portare chiaramente a compimento con un percorso didattico per cercare di supportare questa transizione ecologica. E ovviamente non c'è soltanto, è una transizione ecologica di carattere anche culturale, e cultura è anche arte, cultura è anche immagine, cultura sono anche delle parole come il nostro ospite che adesso vi presenterò studia per cercare di poi animare con i suoi colori e le sue tavolozze. Abbiamo qui con noi il maestro d'arte Enrico Marcato, che è noto direi in tutto il mondo perché le sue opere sono nelle Americhe piuttosto che in Europa, perché ha portato molto di Venezia e molte sue opere sono state riprese da, passatemi il termine, rifiuti o comunque cose dismesse e poi sono state riportate alla vita con tanto colore e tanta passione, soprattutto le bricole. Intanto buongiorno maestro. Ciao Antonio, buongiorno. Diamoci dal tu visto che ci conosciamo. Ascolta Enrico, ci parli un po' anche di questa idea, come è nata e quanto tempo fa è nata, di rianimare le bricole, di questo emblema di Venezia, perché poi le bricole sono tipicamente veneziane. Sì. Buongiorno intanto. L'idea delle bricole è nata tanti anni fa. Frequentando l'Accademia di Belle Arti, io facevo avanti e indietro da Padova, dove abito a Venezia, per andare all'Accademia. E passeggiando per Venezia mi saltavano all'occhio questi, io li chiamo, ho coniato questo nome, custodi silenziosi. Custodi silenziosi perché sono un simbolo di Venezia che vegliano questa città a cui io sono molto legato, dove io ho uno studio e dove io frequento molto del mio tempo. Custodi silenziosi perché senza di loro tu non potresti navigare il territorio di Venezia, la sua laguna. Venezia è città costruita sull'acqua da pali, milioni e milioni di pali. C'è un bellissimo libro che parla di Venezia, il quale nella prima pagina viene detto che su questo territorio un po' ostile alcune persone si soffermarono e cominciarono a pensare di abitarci. Cosa fecero? Piantarono dei pali. Questo è una testimonianza della originalità di questi pali che sono stati piantati. Prima sono arrivati i pali, quindi sono arrivati questi legni che venivano dal Cadore, dai boschi del Cansiglio, e poi è stata costruita la città. Quindi simbolicamente quello che per me rappresentano le bricole parlano di un pezzo di legno che è intriso di storia. È fondamentale per la città. Si diceva che quando c'era la Serenissima i veneziani cosa facevano? Toglievano le bricole dalla laguna in modo che i nemici andassero in secca. Andavano in secca i nemici e potevano attaccarli e quindi sconfiggerli e quindi vincere una battaglia. Questo era durante la Serenissima. Quindi l'opera che io rappresento con le bricole e che ho la fortuna di, quando ho iniziato più di 10 anni fa, per gioco, diciamo, per gioco e per passione, per l'amore dell'arte,
mi ha permesso di poi andare in giro un po' per il mondo, perché ho avuto la fortuna di conoscere persone che hanno creduto in questo progetto e mi hanno chiesto appunto da quali collezionisti loro sono, di averle, e quindi le mie opere sono a Montreal in Canada, vai da Toronto, vai da Miami, passi Infatti volevo dire appunto che sono opere che hanno portato Venezia, l'hanno riportato intanto alla luce sicuramente delle cose che erano destinate a diventare poi, che ne so, macinato Sì. il legno per diventare pannelli, che sarebbe stato riduttivo, e invece sono state rivalorizzate e portate come simbolo di Venezia un po' per il mondo. Ma poi anche altre sono, direi, le tematiche forti. Poi chiaramente un artista si impegna su qualsiasi tipo di materiale, che sia principalmente nel caso di Enrico Marcato un materiale da recupero, però voglio dire non soltanto bricole, ma ho visto sedie, porte, armadi rifatti. Se ci dici poi sono tutte cose che erano in disuso. L'ultima opera che è in una piazza di Padova ed è stata inaugurata credo qualche settimana fa, è per una banca, fra l'altro, che l'ha sponsorizzata. È un albero fatto di pezzi di ferro. Se ci racconti un po' queste opere che hanno una matrice comune, per questo tra l'altro ho tenuto anche di invitare Enrico Marcato, perché riesce a vedere al di là del rifiuto. Io già nelle trasmissioni passate ho detto che la Comunità Europea ha definito una nuova definizione di recupero e si chiama end of waste, cioè fine del rifiuto. Fine del rifiuto significa che quando ha finito il percorso, il materiale, il prodotto, eccetera, ha finito anche di essere rifiuto, perché viene ricircolato e viene praticamente rimesso nel mercato sotto altra forma. Se ci spieghi un po' anche questo albero piuttosto che altre opere, cosa sono e come ti sono venute fuori. Sì. Allora, diciamo che di per sé l'artista, o chi ha questa sensibilità maggiore rispetto a molte altre figure, diciamo, l'artista capta come un radar, lui percepisce variazioni del territorio, è più sensibile a molte tematiche. Avendo questa sensibilità, io parlo per Enrico, logicamente per il mio lavoro, io sono attratto da quello che è in disuso, quello che va buttato. Trovo molto interessante recuperare quindi e riprendere in mano un qualcosa il quale la gente non dà più valore e va buttato via. Io prendo queste cose come potrebbero essere le bricole di Venezia, che sono quelle che, per carità, la gente forse mi conosce di più, però io utilizzo molte altre cose che, come la sedia, nei video si vede un armadio, con dentro ci sono 140 stampi che vengono da Doha, dal Qatar. Il collezionista, lui mi chiede, Enrico, fammi un'opera con questi stampi decorati a mano. E io cosa ho fatto? Sono andato in un mercatino, con 10 euro ho preso un armadio vecchio. Questo armadio vecchio è diventato cosa? È diventato custode di questi timbri, esatto, che vengono da Doha. E perché sono stati rispettati poi? Perché i timbri che vengono da Doha sono stati fatti a mano, loro sono preziosi, e un qualcosa di prezioso va messo dove? In uno scrigno. Erano talmente tanti, io li ho messi dentro un armadio, logicamente, però l'armadio li contiene e li preserva. Cioè, questa è fare, secondo me, arte contemporanea. Cioè, nel senso, non è più il dire oh che bello o una cosa che deve piacere per forza a tutti. L'arte contemporanea è come un iceberg, il quale tu vedi solo la vetta, ma al di sotto ci sono 1000 significati. L'artista vuole dare questi significati. L'albero di cui abbiamo parlato, inaugurato una settimana fa, tramite la banca di Asti e 3.2 Comunicazione, è un albero tridimensionale fatto con ferro di recupero. Nel senso, il laboratorio con cui io ho collaborato del Fabbro, diciamo, non abbiamo comprato un singolo pezzo di ferro nuovo.
Noi abbiamo preso tutti gli scarti che lui aveva nell'officina e con questi scarti abbiamo creato un albero. Allora vedi che lo scarto mi rimane utile, mi è utile nel fare la mia arte. Ho fatto delle porte a Lecce, mi hanno commissionato un mio collezionista a Lecce, fammi un'opera che parli del Salento. Questa grossissima azienda che si trova nel Salento, quindi a Lecce, gli ho detto guarda, datemi delle porte vecchie, allora loro hanno recuperato delle porte vecchie, io ho fatto un'opera alta 7 metri che parla con queste porte. E quindi questo, la mia forza è il rifiuto, cioè nel senso, quel pezzo di rifiuto che la gente ci passa davanti, io davanti a un cassonetto, se vedo qualcosa di interessante, io mi fermo e lo raccolgo. Questo è veramente, penso, l'emblema del recupero. Questo è l'emblema ma io sono affascinato da quelle, io mi sono trovato a parlare con delle persone e mi dicevano ma tu non fai quadri, no, io sono affascinato da quello che ha una storia, quello che appunto è un recupero, ma io ho iniziato forse sulla scia di molti altri, ma la storia dell'arte è piena di artisti che hanno usato materiali di scarto. Passiamo da Burri, dagli anni 50, fino a Louise Nevelson, che è un artista che adesso potete andare a vedervi a Venezia, in piazza San Marco, grazie alla Biennale, dove lei, questa artista americana, ai primi tempi sembrava una clochard perché andava a raccogliere tutti i pezzi di arredamento in giro per New York e lei faceva queste composizioni molto monocrome o tutte nere o tutte dorate. Quindi la storia dell'arte è piena di artisti che hanno lavorato con lo scarto e con questi materiali di risulta, diciamo, che la gente scartava. L'artista, secondo me, in questo periodo storico deve fare questa cosa qua, deve sfruttare, realizzare queste opere qua. C'è chi fa di più il figurativo, chi fa l'olio, io non faccio tele, faccio installazioni e quindi ognuno fa la propria arte, l'importante è fare arte però. No, la cosa che tra l'altro poi il legislatore ha voluto dare come definizione, la definizione passata di rifiuto era quella cosa che ci si disfa o si ha l'intenzione di disfarsi, vale a dire che se questi occhiali ho l'intenzione di disfarmene, questi diventano per legge rifiuto ed è una cosa magari per uno che è senza occhiali drammatica perché questi occhiali potrebbero essere riutilizzati o una parte di essi. Ok, quindi riuscire a vedere non più il rifiuto come un qualcosa di brutto, qualcosa da trovare, da portare in discarica, da smaltire, eccetera, ma vederlo addirittura in chiave artistica come qualcosa che possa essere valorizzato, ma quindi con un valore che non è più il valore singolo della materia oppure delle energie che può dare quella stessa materia, secondo me è sensazionale. E la cosa che mi piace e che vorrei che venisse fuori così in poche parole e soprattutto con una parola è che questo artista, questo amico che è Enrico Marcato, analizza molto le parole e si parla, e questo perché ricordate nelle prime puntate l'Agenda 2030 ha definito il percorso che stiamo vivendo adesso dal 2020 al 2030 come il percorso della sostenibilità, quindi dello sviluppo sostenibile, quindi la parola chiave è sostenere, sostenibilità. Come l'hai analizzata e cosa ne è uscito, visto che posso dire l'opera ce l'abbiamo noi come gruppo di aziende che mi è piaciuta molto. Infatti. Ed è il video che fra l'altro è stato inviato in regia che se poi può riprodurre mi piacerebbe anche fermare a un certo momento. Allora, un'altra opera sì, che ho sviluppato è stata sviluppata facendo un ragionamento sulla parola. La parola è molto importante. La parola sbagliata può far male. Bisogna utilizzare le parole giuste in qualsiasi contesto, io credo. E sono molto attento su questa cosa qua per i vari motivi, diciamo. Quindi pensavo alla parola sostenere. La parola sostenere è una parola speranzosa, una parola che non fa cadere.
tiene su. Allora cosa dice Arthur Danto, un filosofo morto negli anni 90 americano, diceva: l'opera d'arte è dare forma ad un significato, oppure dare forma a un significato, come ho detto, scusami. Io ho dato forma alla parola sostenere tramite cosa? Sempre riutilizzando cosa? Due Cristi. I Cristi o puntelli fatti a T, che sono quelli che sostengono le case dove ci sono dei terremoti o in fase di costruzione. Questi puntelli a T arrugginiti fanno un qualcosa di fondamentale, perché sostengono. Se tu metti un Cristo a T messo sotto un architrave, sostiene, non fa cadere. Io ho traslato questa immagine di questo puntello fatto a T, diciamo, o come Cristo, come si dice Cristo, no? Anche in Veneto, come metafora della parola sostenere. Questo puntello sostiene, quindi è molto legato alla parola sostenere. Quindi tramite l'utilizzo di questo materiale di ferro povero abbiamo reso forma al concetto della parola sostenere, il quale qua lavoriamo sull'ambito concettuale, logicamente. L'arte per me è questo. L'arte deve far riflettere, l'arte è un messaggio, deve dare dei messaggi, non tutti devono capirlo per forza, l'importante è che passi comunque a qualcuno che lo capisca. Insomma, a me basta che tu ad esempio l'hai capito e siamo qua a parlarne, quindi vuol dire che l'opera d'arte ha fatto quello che doveva fare. Sì, perché in effetti sostenere, a me è piaciuta l'opera quando l'ho vista a Venezia nell'atelier appunto tuo, mi è piaciuta nella sua semplicità. Poi effettivamente vedi in una galleria d'arte, vedi questi due sostegni, questi due Cristi come viene chiamato in edilizia, che di solito sono, come hai detto tu, arrugginiti, sono, voglio dire, veramente il minimo del valore, ma proprio hanno un valore che proprio è nullo, se vogliamo dire, però hanno un valore di sostenere effettivamente la costruzione, di sostenerla fino a che l'architrave di cemento non ha fatto la presa, fino a quando praticamente non si è indurito il materiale, il getto di calcestruzzo o quant'altro. E quindi cos'è? È effettivamente un concetto di transizione, cioè un concetto di momento, no? È un momento che serve per arrivare a indurire il solaio. Dal niente? Dal niente, quindi sostanzialmente, e non potresti fare diversamente perché devi avere dei sostegni sotto prima che faccia la presa. Il cemento fa una presa in 28 giorni. Il primo 90% lo fai in 48 ore, però servono, per avere il 100% di efficienza servirebbero 28 giorni. Questo quindi mi è piaciuto perché un artista è riuscito addirittura a vedere in questi due pezzi di ferro che non hanno nessun valore, perché hanno un valore veramente minimo, addirittura arrugginito, il valore di una funzione e il valore di una parola. Questo secondo me riassunto in un'opera che va spiegata, perché altrimenti se no uno arriva, come capita a volte anche a me, alla Biennale e dice ma cosa è sta roba, mi spiego. Però se viene spiegato effettivamente acquisisce sicuramente un significato completamente diverso e un valore soprattutto dell'opera. Ma infatti l'artista di per sé, creando opere silenziose, lancia messaggi a tutti quelli che vedono le opere. Dopo sta alla persona, alla stante, cercare di recepire quello che l'artista voleva dire. Niente è messo lì a caso, niente è fatto così semplicemente per fare un qualcosa che sia bello. Come ti ho detto, l'arte contemporanea non parla più di bellezza, non è più il discorso che bravo che sono a disegnare, questo che voglio far capire a molti. L'arte contemporanea in questo periodo, ma negli ultimi 40 anni, non stiamo parlando di adesso, stiamo parlando di 50 anni fa addirittura, è molto più concettuale, è come un pugno su uno stomaco a volte, nel senso a volte ti dice le cose in faccia così come stanno. E forse è l'unica forma figurativa e illustrativa dove si può parlare di tutto, ok?
senza essere, diciamo, boicottati. Perché? Perché è silenziosa, l'opera d'arte è silenziosa. Tu vai a vedere la Biennale, entri e puoi stare in silenzio da quando entri a quando esci, perché le opere d'arte non parlano ma danno dei messaggi importanti che sta a chi guarda l'opera cercare di recepire e portare a casa un bagaglio che prima non aveva, perché l'arte deve fare anche questo. E con questo abbiamo concluso 10 puntate, una carrellata di informazioni, notizie sulla transizione ecologica. Spero tanto che sia piaciuta. Questa ultima puntata è stata la ciliegina, secondo me, sulla torta, perché ha dato una visione ulteriore a quello che può essere quella famosa definizione che dicevo prima, quello che ci si può disfare o che si ha l'intenzione di disfarsi. Può essere valorizzato, chiaramente dobbiamo guardare al mondo produttivo, quindi può essere valorizzato con l'economia circolare per fare ulteriori prodotti, quindi non sprecare materie prime vergini e soprattutto non sprecare energia, perché l'energia ha un impatto, voglio dire, se poi di natura fossile, è l'impatto sulla CO2 emessa e quindi sui cambiamenti climatici e quant'altro. Quello che si voleva praticamente fissare erano in pratica le mission che ha dato l'Agenda 2030, questa agenda che nel 2015 ha dato delle tematiche nuove per lo sviluppo sostenibile e che poi sono state riprese nel 2021 da Next Generation Europe. Quindi sono state riprese le tematiche della transizione ecologica in chiave anche di transizione digitale, quindi informatizzazione di tutte quelle che sono perché senza dati si fa più fatica sicuramente a fare programmazione. Per arrivare poi al PNRR, che poi è visto delle volte in maniera molto distorta, semplicemente come una mucca da mungere, invece è effettivamente uno strumento che ci potrebbe portare a questo risultato in una decina d'anni, questo risultato molto ambizioso che è uno sviluppo che ha meno impatto sull'ambiente. Io vi ringrazio la regia, ringrazio i miei ospiti e soprattutto Enrico Marcato che ha voluto con me chiudere questa carrellata e vi do appuntamento magari a delle nuove puntate più avanti dove andremo a analizzare magari qualche risultato che è stato fatto dalle reti innovative regionali piuttosto che con qualche anche studente delle università venete, Padova, Verona, Venezia, in modo da vedere anche i giovani che è il futuro, sono il nostro futuro, vedere come vedono questa transizione ecologica e come stanno contribuendo perché possa realizzarsi. Grazie a tutti e arrivederci.